Si è concluso a Casamari il viaggio delle 24 opere e sculture dell'artista Giuseppe De Donatis. La mostra itinerante, iniziata nel dicembre 2017, dopo essere stata ospitata dai maggiori luoghi di interesse della provincia di Frosinone, chiude il suo ciclo nell'incantevole chiostro dell'Abbazia. È il mio ultimo passaggio itinerante che iniziò, come sappiamo, da Sola. E quindi questo è l'ultimo mio appuntamento con il viaggio itinerante che iniziò a Sola a dicembre 17. È stato un risultato al di sopra di quello che mi sarei aspettato e quindi sono contento per questo. Ho incontrato persone con cui in passato ho avuto modo di avere un rapporto di lavoro a livello di commessa. E quindi diciamo così il risultato ottenuto mi gratifica molto. Ho conosciuto anche persone e autorità di un certo rilievo e niente, oggi chiudo qui a Casamari, che è un po' il mio regno, il regno di famiglia, per i lavori che abbiamo fatto nel corso degli anni che portano dal dopoguerra a oggi, perché ancora oggi c'è qualcosa in cui mi rappresenta di recente nella Abbazia di Casamari. Quindi poi tutto ciò che sto dicendo è rappresentato anche un po' dai cataloghi che ho presentato, dove racconto una mia identità più diciamo così, articolata. E niente, sono un po' emozionato ma tanto contento della riuscita di questo viaggio sotto molti aspetti esaltante e molto redditizio per me dal punto di vista emotivo. Le opere di carattere sacro firmate dall'artista sorano vogliono omaggiare la ricorrenza degli 800 anni della consacrazione della Basilica di Casamari e resteranno esposte al pubblico fino al 31 agosto. Gli 800 anni non potevano essere più belli di questa, per questa esposizione dell'artista che ha voluto e abbiamo voluto che fosse messa qui nel chiostro, perché è il luogo più bello di tutta l'abbazia. Ecco, stupende opere che tutti quelli che sono venuti ieri, c'era tanta di quella gente, che hanno visitato, e anche questa mattina sono rimasti veramente meravigliati di queste belle opere, veramente stupende. A chiudere quindi quello che è il connubio tra arte e cultura, l'omaggio musicale nella Sala del Granaretto, con l'esibizione di Sandro Gemmiti, Marcella Mongelli e Vincenzo Mariozzi.